Oltrepassato il caratteristico paesino di Marano di Valpolicella, si arriva nella vicina frazione di Pezza, da cui si può salire, o a piedi o in auto, verso uno dei siti panoramici più belli della Valpolicella. La chiesa di Santa Maria Valverde, infatti, domina dall'alto del cosiddetto Monte Castellon le valli di Marano e di Fumane, ma nelle giornate più limpide l'occhio si perde nei meravigliosi scenari delle colline del lago di Garda, del Monte Baldo e dei Monti Lessini. Il nome del Monte Castellon proviene dal castello che, secondo la tradizione, fu fatto erigere dal console Caio Mario dopo aver vinto i Cimbri. Il castello, passato poi agli Scaligeri, fu abbattuto nel 1325. In età preromana, sul pendio del Castellon, sorgeva un tempio dedicato alla dea Minerva, che recentemente ha di nuovo visto la luce e che, dal punto di vista archeologico, oggi è considerato uno dei siti più importanti del Triveneto. Sulla sommità del monte sorge il magnifico santuario di Santa Maria Valverde, la cui costruzione originale si può far risalire al secolo XII, probabilmente sulle rovine dell'antico tempio dedicato alla dea Minerva. La chiesa che si vede oggi è invece stata fondata nel 1682, come testimoniato dall'iscrizione posta sopra il barocco altare maggiore. All'interno è venerata la miracolosa statua lignea della Madonna con le mani giunte e il bambino adagiato sulle ginocchia, risalente al 1516. All'ombra del campanile quadrato, costruito in conci di pietra, c'è un piccolo camposanto in cui riposano i morti di Pezza, San Rocco e Purano, che per secoli vi vennero trasportati a spalle per ripidissimi sentieri. Per chi volesse vivere un momento unico e poetico nel territorio della Valpolicella, la chiesa di Santa Maria Valverde e il suo sito sono una tappa assolutamente imperdibile.